Covid e il resto della sanità, la necessità di aumentare i posti letto nelle terapie intensive ha più che dimezzato il resto dell'attività chirurgica. Nel caso per esempio di Padova della cardiochirurgia, gli interventi non urgenti raggiungono il 35% di quelli che venivano effettuati un anno fa. Ivana Godnik e Marco Madini. I pazienti che hanno necessità impellenti di essere sottoposti a un intervento cardiochirurgico hanno sicuramente una risposta alle loro richieste assistenziali. Per quanto riguarda invece quella che tecnicamente viene chiamata e definita la chirurgia elettiva, questa naturalmente verrà posticipata. Lo scorso aprile il professor Gino Gerosa ha celebrato il 1000° trapianto al cuore effettuato nel centro Gallucci di Padova. Numeri da capogiro, quelli della cardiochirurgia hub regionale, che solo nel 2020 ha realizzato centinaia di interventi, ma che con l'emergenza Covid ha ridotto l'attività del 65%. Numero che rappresenta una delle conseguenze dell'aumento dei posti letto in terapia intensiva per fronteggiare i casi più gravi della pandemia. Naturalmente quando bisogna organizzare un sistema complesso, e un sistema sanitario regionale è un sistema complesso, bisogna riuscire a identificare soluzioni che possono dare risposte in qualche modo a tutte le problematiche che vengono a porsi. Oggi naturalmente la possibilità di garantire non solamente gli interventi in urgenza e emergenza, ma di garantire gli interventi a quei pazienti, ad esempio penso ai pazienti con scompenso cardiaco ormai refrattario a terapia medica ottimale, quindi pazienti che hanno necessità di un trapianto di cuore piuttosto che l'impianto di un sistema di assistenza meccanica al circolo, quello che così nell'accezione comune viene inteso come cuore artificiale, sono pazienti che hanno sicuramente accesso alle cure. La cronaca ora non ce l'ha.